Signore e signori, ben trovati alla palestra comunale di Uri, dove sta per avere inizio la gara 1 di semifinale di Serie D maschile tra i padroni di casa del Basket Club Uri, opposti all'Astro Cagliari, in quella che sarà la prima di una sfida al meglio delle tre, con la Bella in casa per quanto concerne Uri. Con 1 minuto e mezzo a disposizione prima della palla 2 andiamo a indicare quelli che sono i due roster che compongono le due squadre, partendo dalla squadra ospite con il numero 0 Enrico Masserano, il numero 1 Alessandro Casulo, il numero 4 Stefano Cuncu, il numero 9 Alberto Pilia, il numero 10 Gaetano Alberto Pani, capitano dell'Astro Cagliari, col numero 13 Alessandro Piano, con il 14 Alessandro Cordeddu, col 18 Alberto Idba, con il numero 23 Federico Cocco, con il numero 50 Riccardo Giorgetti, il capo allenatore Tonio Canalis, entrato in corsa nella storia stagionale dell'Astro Cagliari, dando una vera e propria svolta alla società cagliaritana. Dall'altra parte invece, per quanto concerne Uri, squadra che ha avuto un cammino più agevole rispetto all'Astro Cagliari fino a questo momento, scenderà in campo col numero 4 Alessandro Moledda, col numero 7 Salvatore Spanu, col numero 8 Davide Galanti, col numero 9 Luca Flumene, col 10 Marco Unali, col 12 Giovanni Pischelda, col 13 Pierpaolo Risso, col 19 l'Eterno Marco Lorando, col 20 il capitano Antonio Zevagli e col 35 Antonio Secchi. Gli arbitri di questa gara saranno i signori Luca Porco di Villacidro e il signor Marco Di Fortunato di Cagliari. Vediamo rapidamente quali sono gli starting five, con Uri che partirà con Rolando, Spanu, Risso, e a completare il quintetto Zoagli e Galanti. Dall'altra parte in maglia giallonera, per quanto concerne l'Astro Cagliari, avete posizionato per la palla 2 Giorgetti in campo con Masserano, Cuncu, Pani, e a completare il quintetto Alessandro Piano. C'è un piccolo problema sul cronometro, come potete vedere, che viene adesso resettato e si può partire con la palla 2 subito. Rolando e Masserano a contenderla, con però un altro problema sul cronometro, che dai 10 minuti è passato ad 1 minuto, non la migliore delle partenze per quanto concerne gli ufficiali di campo. A quanto pare ci sarà la necessità di resettare una seconda volta il cronometro. Comunque possiamo parlare del cammino delle due squadre, con i padroni di casa che nel primo turno ai quarti di finale hanno eliminato il Cusassari in quello che di fatto ormai una classica del basket isolano. Dall'altra parte invece la sorpresa con l'Astro, che ha avuto modo di battere la Scuola Basket Cagliari in 3 gare, qualificandosi appunto per questa semifinale. Vediamo se ora nel frattempo il tabellone principale dovrebbe essere stato perfezionato, sembra si possa partire. Allora palla 2, dicevamo, tra Rolando e Masserano, vinto dal centro di casa. Attacca subito Uri con la penetrazione di Zoagli, che non va in porto, ma arriva la palla persa e può ripartire allora l'Astro con Cuncu. C'è il blocco cieco di Masserano per l'uscita di Piano, pick and roll ancora con il centro numero 50, prova la tripla dai 6,75, l'errore, rimbalzo di Risso, può ripartire allora Uri con Zoagli che cambia lato per Spanu, sotto per Rolando che va a giocare in post basso, non arriva il raddoppio, il tiro di Rolando è molto corto, può ripartire allora a tutta velocità Alessandro Piano, coast to coast, si appoggia alla tabella, non c'è il fallo della difesa. Allora primi 2 punti di marca ospite, 0-2 il punteggio dopo 1 minuto di gioco. Spanu
Arriva il blocco di Rolando per il pick and roll, perde il controllo della sfera il numero 7, lui l'ultimo a toccare, infatti lascia perdere il possesso e alla fine è costretto a riprendere il pallone in mano, non ci pensa su due volte la panchina di Uri. 1 minuto e 15 giocato, c'è già subito il primo time out, 2 gli attacchi da parte della squadra di casa, entrambi conclusisi con delle palle perse. Allora, necessità di rivedere le scelte d'attacco, soprattutto rialzare il livello della concentrazione per quanto concerne i padroni di casa. Dall'altra parte coach Canalis disegna sulla lavagnetta quelli che possono essere i possibili schemi offensivi, tenendo presente che la rimessa sarà in zona d'attacco ma in profondità, visto che si riprenderà il gioco dove Spano aveva toccato la palla dopo l'invasione di campo. La rimessa finisce nelle mani di Pani, c'è il blocco ancora una volta con Masserano, prova a attaccare il canestro, si va per vie perimetrali, non ha spazio Kunku, allora si rivà da Pani, nuovo pick and roll, prova a attaccare il canestro, penetra e scarica con la tripla che va a bersaglio da parte di Stefano Kunku e porta il vantaggio a 5 lunghezze, 0-5 dopo 1 minuto e 40. Deve ragionare Uri per cercare di impedire un parziale troppo importante. Arriva il fallo su Zoagli da parte di Alessandro Piano, primo fallo della gara, con Spanu pronto alla rimessa, si muove, riceve il capitano Zoagli, ancora per Spanu, c'è spazio per la tripla, bel blocco di Rolando per favorire la conclusione dei 6,75 del compagno che non va a bersaglio. Allora può ripartire Cagliari con Pani, prova a attaccare il canestro Pani, altro penetra e scarica per la tripla, ancora una volta di Kunku che questa volta trova solo il ferro, riparte Uri. Spanu, altro blocco di Rolando che apre tutta l'area per il numero 7 che si appoggia alla tabella e sblocca il punteggio per i padroni di casa. Bloccata allora l'emorragia con Kunku a portar palla, esce, riceve Alessandro Piano, poi palla nelle mani di Masserano, arriva la tripla di Giorgetti, conclusione forse forzata ma che non fa cambiare quella che è l'inerzia della gara, per ora in mano saldamente a Cagliari. Rolando sgomita molto lontano da canestro, prova nella sfida con Giorgetti a attaccare, palla che finisce poi nelle mani di Galanti senza trovare il bersaglio, perde la maniglia intanto in contropiede Gaetano Pani. Allora arriva la palla persa anche per Cagliari, 2-8 il punteggio dopo questi primi 3 minuti di gioco, 2 possessi pieni di vantaggio per la squadra ospite, ma palla in mano ad Uri ancora con Galanti, va da Rolando, il piazzato alla media distanza di Rolando è cortissimo, 2 ferri per lui fino a questo momento, può accelerare allora Pani che libera per Masserano, si fa sentire Rolando nel pitturato con Giorgetti che non trema e trova il nuovo massimo vantaggio, 2-10, solo un canestro al campo per ora per Uri, una bomba, anzi 2 bombe e 2 tiri da 2 invece per la squadra ospite, con Spanu che prova ad accorciare le distanze, l'errore, il rimbalzo è lungo, taglia fuori di Kunku, viene considerato regolare, allora può partire in contropiede Cagliari, lo fa con Piano che però sbaglia il layup sul coast to coast, può ripartire allora Uri con Zoagli, si arresta del 6,75 il capitano, corto anche questo tiro, rimbalza e preda dalle mani di Alessandro Piano, i ritmi sono piuttosto alti, ancora in contropiede con la transizione primaria dell'Astro, altro rigore a porta vuota sbagliato da Cagliari, corregge però il suo errore Masserano e trova il primo vantaggio in doppia cifra degli ospiti, 2-12, quando stiamo per girare la boh di metà quarto.
arresto, tiro, errore per Galanti. Il rimbalzo però è preda di Rolando, che in un secondo tentativo trova anche il tap-in vincente. Si sblocca Rolando e riporta a -8 i suoi, 4-12. Solo un fallo fino a questo momento della gara. Per Uri sono pronti anche 2 cambi. Palla nelle mani di Piano che non va a bersaglio. Il rimbalzo è per di Zoagli. Dicevamo, sono pronti 2 cambi, pronti a entrare sul parquet sia Marcunali sia Luca Flumene. Zoagli aspetta il blocco di Rolando, altro pick and roll con il capitano della squadra di casa che riesce ad aprire per la tripla di Risso, che non va a bersaglio, poi spende il fallo il numero 13 per bloccare il contropiede cagliaritano, che fino a questo momento ha fatto molto male alla squadra di casa. Escono Risso e Zoagli, entrano, come abbiamo detto, Flumene e Unali. C'è da discutere nella panchina di casa, mentre imposta Kunku aspetta l'uscita di Pani, che viene puntualmente servito, va molto in profondità Giorgetti, che subisce il fallo di Unali e trova il potenziale gioco da 3 punti. Si accusa Unali della chiamata arbitrale e il primo fallo di Uri, che non è sicuramente speso nel migliore dei modi. Pronto Giorgetti per il potenziale gioco da 3 punti. 4-14 il punteggio, diventa 4-15, aggiorna il massimo vantaggio Lastro con il +11 quando mancano 4 minuti alla fine di questo primo quarto. Palla nelle mani di Spanus, gomita Giorgetti con Rolando, aspetta forse il spazio per il cambio di lato, si affida alle mani del proprio centro Spanu, difende bene Lastro, attacca il canestro, arriva la nuova palla persa con l'ottimo Gaetano Pani, il capitano dell'Astro, a recuperare un altro pallone, poi spende il fallo la difesa di Uri per bloccare la transizione ospite. Comunque chiama schema pollice per quanto concerne l'attacco, vediamo cosa prevederà. Arriva l'uscita di Giorgetti per il pick and roll di Pani, una bella lettura difensiva in questo caso di Rolando, che interrompe il penetra e scarica, prova a ripartire allora la squadra di casa con Spanu. Ma arriva l'infortunio per Marco Rolando, che accusa un dolore al ginocchio destro. Come potete vedere e come avrete notato nelle immagini da inizio gara, ha un tutore, Rolando, classe 75, viene sostituito in questo caso dall'ingresso in campo di Galanti. Nel frattempo Unali sotto canestro, bel movimento col perno da parte del numero 11, che riporta sotto la doppia cifra lo svantaggio della squadra padrone di casa. Tanto deraglia Piano, ma in qualche modo riesce a servire un compagno, Masserano, il piazzato alla media non va a bersaglio. Lo stesso Piano sembrava poter recuperare rimbalzo, salvo poi perdere il possesso. Spano, c'è il blocco di Risso, che è rientrato in campo per Rolando. Prima abbiamo sbagliato chiamando Galanti. Arriva il nuovo canestro, 9-15 il punteggio, si riavvicina allora Uri, che nonostante l'uscita di Rolando ha trovato un buon break in attacco, ha sprecato qualcosa a Cagliari nel frattempo. Bel piazzato dalla media da parte di Masserano, che blocca l'avanzata di Uri. Unali prova di nuovo a giocare in post basso, arriva la chiamata di fallo in attacco. Unali rialza la mano per accusarsi del fallo, dovrebbe essere la penalità numero 2 per
giocatori di Uri, nonché il quarto fischio a carico dei padroni di casa. Bonus esaurito allora per Unali e compagni. Vediamo se questo farà variare l'attacco di Cagliari, magari provando qualche penetrazione in più alla ricerca delle penalità avversarie. Ci prova subito Piano, andando fino in fondo, non arriva il fallo dei padroni di casa, arriva invece il canestro del più 10, 9-19. Prova a bloccare l'inerzia degli ospiti Davide Galanti senza trovare il fondo della rettina. Altro contropiede da parte dell'Astro, bella lettura da parte di Gaetano Pani, che però non trova le mani di Alessandro Piano. Palla persa allora per Cagliari e cambi di nuovo nelle file di Uri con l'ingresso in campo di Moledda e di Giovanni Pischedda. Escono Galanti e Unali nelle file dell'Astro. Falso esordio in questa partita Alessandro Casula. Nel frattempo palla nell'angolo per la tripla che va a bersaglio da parte di Alessandro Moledda, classe 95, riporta a -7 i suoi. Dicevamo dell'entrata in campo di Alessandro Casula. Sul parquet anche Alessandro Corbeddu. Rotazioni che quando manca un minuto alla fine del primo quarto servono per far rifiatare gli uomini dello starting five di coach Canalis. Intanto cost to cost da parte di Spanu, che viene abbandonato dalla difesa e trova il -5. Casula, seguito in questo caso da Flumene, commette il fallo il numero 9, fallo che favorisce la gita in lunetta da parte del numero 1 avversario. Due tiri liberi. Nel frattempo nella panchina di Uri vediamo Rolando con il ghiaccio sul ginocchio. Assegno il primo per Alessandro Casula. Vedremo se ritornerà in campo nel corso della partita. Di sicuro per Uri sarà un bel problema far fronte a questa assenza, tenendo poi anche presenti due falli di Unali. Nel frattempo Casula riaggiorna il punteggio, grande rubata ancora di Casula che va in tutto campo. Forse c'erano anche gli estremi per il fallo antisportivo da parte di Giovanni Pischedda. In ogni caso altra gita in lunetta per Casula, che non trova il primo canestro al campo, ma avrà la possibilità di fermare un 4-0 tutto dalla lunetta. Punteggio che a 40 secondi dal termine ovviamente della prima frazione dice 14 per quanto concerne Uri 21, anzi 22 dopo il primo canestro di Casula per quanto concerne Cagliari. Di nuovo più 9 per le file di Uri dopo il risultato della palla rubata di poc'anzi. Insiste con il pressing a tutto campo Casula, va a commettere ora fallo su Pischedda. Vedremo se comunque continuerà con questo tipo di atteggiamento. Potrebbe sfruttare la panchina più lunga Cagliari in questo momento. Spanu cerca Moledda in una selva di mani senza poter trovare il compagno. Penetra e scarica da parte di Corbeddu, che poi ritrova il possesso dopo una tonnara nell'area di Uri. Può ripartire allora la squadra padrone di casa con Pischedda che ritrova il pallone. Ha falli da spendere l'Astro Cagliari, non lo fa Casula, va fino in fondo. Spanu ancora una volta trova il fondo della rettina e si conclude il primo quarto. 16 per Uri, 23 per l'Astro Cagliari. Noi diamo la linea alla regia. Vesalio, Monreale, Barracamana, il 65% delle transazioni è targato Tecnocard.
mutuo, regolarità dell'immobile, certificazione energetica, assistenza notarile, ristrutturazione. Da noi Infoimmobile è chiave in mano. Dal terreno su cui fare casa alla villa dei sogni, non solo vendita, locazione, acquisto programmato e rintubato. E se stai pensando di vendere, la soluzione è nel nostro ufficio. Noi garantiamo certezza. Di nuovo collegati dalla palestra comunale di Uri, ringraziando Alberto Tosini per le immagini. Si riparte dopo il primo quarto che ha visto la squadra ospite in netto vantaggio. Al di là dell'ultimo canestro di Spanu, l'Astro Cagliari ha guidato dal primo all'ultimo secondo anche logico questa contesa, 16-23 dopo i primi 10 minuti di gara. Ora sbaglia Masserano quella che era una conclusione forse fuori dalla sua portata, ma c'era una buona difesa di Uri. Ora anche una bella lettura da parte di Pischedda per Moledda, il meno 5 da parte degli uomini di casa con Casula per Alessandro Piano. C'è il blocco di Masserano, prova ad andare fino in fondo con il penetra e scarica, gira bene la palla sul perimetro per l'Astro, il tiro corto da parte di Casula non ha toccato il ferro, quindi devono accelerare le operazioni gli uomini di coach Canalis. Arriva la nuova palla persa di Uri dopo il rimbalzo difensivo, altri 24 secondi a disposizione per l'Astro che spreca con Corbeddu. Risso per Moledda, ancora il numero 4, il tiro in allontanamento non va a bersaglio, rimbalzo di Piano con Pani che prova ad andare fino in fondo, subisce anche il contatto. Vediamo se si consulteranno gli arbitri, non c'è bisogno perché viene chiamato il tiro buono. Arriva a meno 7 Uri, mentre entrano in campo Iba e Pilia. Fuori Masserano e Piano nelle file di Uri. È rientrato Zoagli per Pischedda. L'errore al libero per l'Astro Cagliari non fa variare il punteggio, 18-25 quando mancano 8 minuti e 30 alla fine di questo secondo quarto, con Spano in possesso di palla per Zoagli. Difende forte ancora una volta Casula sul possessore di palla, al rimbalzo dopo l'errore da parte di Moledda. L'ultimo a toccare è una maglia nera e allora rimessa in zona d'attacco per Uri, che avrà in questo caso 14 secondi per chiudere l'azione offensiva. Zoagli, spalle a canestro, libera per la tripla di Spanu, un airball che colpisce la tabella. Può ripartire allora l'Astro Cagliari con Pani nell'angolo per Iba, ancora Pani, si muove Pilia ma non viene servito, c'è il pick and roll laterale col numero 18, ma c'è anche il cosiddetto palming chiamato dalla coppia arbitrale, frazione di palla accompagnata che consegna il possesso nelle mani dei padroni di casa. 7:50 da giocare in questo secondo quarto, 18-25 il punteggio. Le rotazioni delle panchine hanno forse aumentato il livello difensivo ma ridotto quello del talento in attacco. Riparte a tutta velocità Corbeddu dopo l'errore di Uri con la palla che finisce nelle mani di Alberto Pilia. Arresto, tiro e bersaglio per il numero 9 che riporta proprio più 9 gli ospiti. Unali pronto a rientrare sul parquet, effettivamente ha bisogno del gioco sotto canestro Uri per potersi riavvicinare. Poi magia da parte di Moledda che subisce il contatto avversario e con il fallo arriva il potenziale gioco da 3 punti. Cambia allora nelle file di Uri, esce Risso, rientra Unali sul parquet, pronto a rientrare anche Giorgetti al posto di Corbeddu.
E allora libero aggiuntivo per Alessandro Moledda. Che va a bersaglio, Uri che si avvicina allora a -6, sempre almeno 2 i possessi di stacco tra le due squadre, con la forbice che premia gli ospiti. Attacca il canestro Gaetano Pani e va a subire il fallo dello stesso Moledda. Arriveranno 2 liberi. Per il capitano, classe 1983. È stato un fattore nel primo quarto la gestione dei falli, con Uri che ha esaurito in maniera piuttosto rapida il bonus, fattore che ha permesso all'Astro di poter attaccare in maniera più convinta il canestro, trovando falli e soprattutto delle vie preferenziali sulle penetrazioni, condizione che a quanto pare potrebbe ripetersi in questa seconda frazione. Nel frattempo Pani aggiorna il punteggio portandolo sul 21-29. Un ali per l'uscita di Spanu, cerca e trova Zoagli, 3 secondi per prendere il tiro per Uri, ci prova Spanu da lunga distanza, l'errore, il rimbalzo è lungo ed è preda delle mani dello stesso Pani. Attacca Giorgetti centralmente, libera la corsia per Casula, ma serve Alberto Ibba che non si fa trovare in ritardo all'appuntamento e firma il nuovo +10. Prova a attaccare il canestro Flume, c'è il bel taglio centrale di Moledda e poi sul rimbalzo, in quello che sembrava un appoggio abbastanza facile, pareva aver subito un contatto unali, ma c'è solo rimessa dal fondo per Uri. Nel frattempo cambio nelle file dei padroni di casa, ritorna sul parquet Davide Galanti, si accomoda in panchina Salvatore Spanu. Arriva il canestro per Uri che si ravvicina a -8, scusatemi, si è accomodato in panchina Luca Flumene. Nel frattempo arriva la zona per Uri, Giorgetti dalla media, è corto il tiro, il rimbalzo è di Unali, allora prima difesa zona che porta i risultati sperati per la squadra di casa. Comanda sempre a +8 l'Astro, che però continua a difendere a uomo. Altro spazio per la tripla, Zoagli sbaglia ma raccoglie il suo errore, serve Moledda che finta il tiro, prova la conclusione in allontanamento e trova il fondo della retina. 25-31, si riporta a -6 allora Uri, con Cagliari che ora dovrà riaggiustare il suo attacco per la zona. Scelgono le vie perimetrali gli uomini di Tonio Canalis, il ribaltamento da parte di Pilia per la tripla di Pani, l'errore, il rimbalzo è preda di Zoagli. La prima occasione per Uri di avvicinarsi a un solo possesso, palla nell'angolo per la tripla di Galanti che non va a bersaglio, il rimbalzo è di Giorgetti, con l'Astro che prova a correre, non c'è spazio per il contropiede primario, allora deve ragionare l'Astro con la tripla di Casula che va a bersaglio e interrompe il buon momento da parte della squadra di casa. Oltre che dal punto di vista tecnico, fino a questo momento l'Astro ha dimostrato una superiorità anche in termini psicologici, perché ad ogni buon momento di Uri è sempre stato corrisposto un ottimo momento da parte dell'Astro, tanto è vero che non abbiamo conteggiato nemmeno un time out fino a questo momento da parte della squadra ospite. 25-34 il punteggio, 4-32 da giocare. Esce Casula che ha portato degli ottimi possessi dalla panchina, ritorna sul parquet Stefano Cuncu
e può ripartire Uri. Dimenticato Unali, punisce subito dalla rimessa con la tripla che vale il -6. Avevamo parlato di superiorità psicologica, siamo stati prontamente smentiti dall'attacco della squadra di casa. Penetra e scarica per Kunku che serve Giorgetti nel pitturato. La conclusione non va a bersaglio, però è lui a impossessarsi del rimbalzo e correggere l'errore precedente per il nuovo +8. 28-36 il punteggio quando mancano 4 minuti alla fine di questo secondo quarto. Zoagli per Galanti, prova a attaccare la linea di fondo, serve Moledda che finta la conclusione del 6,75, subisce il contatto di Giorgetti. Arrivano 2 tiri per il numero 4, primo fallo per Giorgetti, terzo di questa frazione per l'Astro. Pronto allora Moledda alla conclusioni dalla linea della carità. Assegno il primo. Sbaglia invece il secondo, il rimbalzo di Unali, stoppata da parte di Giorgetti. Arriva un nuovo fallo, ci sarà una nuova gita in lunetta per i padroni di casa, con Giorgetti che con 2 falli in pochi secondi è costretto a lasciare il campo. Al suo posto rientra Masserano tra le file dell'Astro, esce anche Gaetano Pani, ritorna sul parquet Alessandro Piano. Unali mette a segno il primo. A segno anche il secondo, porta a -5 Uri, riavvicinando i padroni di casa con la difesa zona ancora, cercare di disturbare l'attacco ospite. Masserano, bella passaggio sulla linea di fondo per Alberto Iba, bella lettura nell'attacco alla zona. Non sembra ci sia felicità negli occhi del coach di Uri dopo questa difesa. Galanti penetra e scarica per Zoagli, molto lontano da canestro, 8 secondi per andare al tiro. Arriva il pick and roll con Moledda, penetra e scarica per Unali, il piazzato, il numero 11 tocca la tabella, poi c'è il tap out che però favorisce soltanto il contropiede da parte di Alberto Pilia. E come avevamo detto in precedenza, ad ogni buon momento da parte di Uri corrisponde sempre un ottimo momento da parte dell'Astro Cagliari. E allora dopo il menu 5 arriva il mini break targato Astro che vale il nuovo +9, 31-40 il punteggio quando mancano 3 minuti e 04 alla fine di questo secondo quarto. Nuovo time out in casa a Uri, il secondo dopo quello chiamato dopo pochissimi secondi all'inizio della gara, anche se a quanto pare non era stata una cattiva lettura quella della panchina di Uri, visto che i primi possessi avevano portato soltanto 2 perse e la sensazione che dal punto di vista mentale l'Astro fosse superiore fino a questo momento. Una lettura del genere corrisponde a quanto visto sul campo e sul punteggio. 31-40, dicevamo, +9 per la squadra ospite. E Uri che senza Rolando non sembra aver trovato una soluzione alla mancanza di gioco in post basso. Arriva poi la penetrazione di Salvatore Spanu con il fallo di Pilia. La stoppata di Masserano era buona, ma il fallo è stato fischiato sullo scivolamento del giocatore dell'Astro, che poi si è anche accusato del fallo. Astro che in questo momento viaggia con 5 falli, quindi bonus esaurito per la squadra ospite che dovrà giocare gestendo le penalità a proprio carico per 2 minuti e 55. 2 falli ancora a disposizione invece per i padroni di casa, con Spanu che prova
a bloccare l'emorragia con il secondo libero. 32-40 il punteggio. Kunku, ancora difesa zona per Uri, ancora Kunku, palla per Pilia, altro penetra e scarica, questa volta non arriva la bella lettura sulla linea di fondo, allora Pilia prova a riaprire il gioco per vie perimetrali, 2 secondi per andare al tiro, deve forzare lo stesso Pilia che questa volta non trova il jolly. Bella difesa in questo caso da parte di Uri che corregge le letture precedenti. Spano, altro penetra e scarica con un ottimo passaggio nel niente, pallone che finisce nella sua panchina. Allora palla persa per Uri con Lastro che ancora una volta dovrà adattare il suo gioco per attaccare la zona. Alessandro Piano per Kunku, ancora Pilia, altro penetra e scarica, era ben posizionato Masserano ma viene raddoppiato sulla linea di fondo e poi sulla riapertura in ribaltamento trova la deviazione da parte degli uomini di casa con 6 secondi per andare al tiro. Masserano per Piano, prova a fare tutto da solo il numero 13, altro errore, stavolta non ha toccato il ferro la conclusione del giocatore dell'Astra. Allora nuova palla persa e possibilità per Uri di riavvicinarsi. 32-40 al punteggio, continua a difendere a uomo senza accettare i cambi difensivi Lastro, che una volta passano sui blocchi gli uomini di coach Canalis. Spanu stavolta arriva al cambio, recupera però Pilia, Zoagli trova una bella corsia al centro dell'area, serve Moledda che continua a dimostrare una mano abbastanza calda anche nel pitturato, riporta a -6 i suoi, 1,5 da giocare. Nuovo attacco alla zona da parte dell'Astro. Masserano per Kunku, c'è il taglio al centro dell'area, arresto, tiro e bersaglio per il numero 0. 34-42 il punteggio. Abbiamo visto per un attimo il cronometro resettarsi e ripartire da 1,10. Nel frattempo Unali sbaglia da sotto a canestro e Moledda prova a correggere il suo errore subendo il fallo. Nuova gita in lunetta per il numero 4. Cronometro che in questo momento è fermo ad 1 minuto tondo. Nel frattempo errore da parte di Moledda in lunetta. Zero su 2, Unali prova a lottare al rimbalzo ma alla fine si impossessa del pallone Iba. La zone press di Uri non porta i risultati sperati, anzi c'è spazio per Alessandro Piano che non se la sente di tentare la tripla, decidono di giocare col cronometro gli ospiti. Arriva poi la bella conclusione da parte di Kunku che però il ferro rifiuta. Allora ultimi 30 secondi di gioco in questo secondo quarto con Spanu. 34-42 il punteggio, sale Moledda per il pick and roll, attacca il canestro Spanu, può andare fino in fondo. Il numero 7 trova il punto numero 36 per i suoi. Fino adesso il difetto che ha espresso la difesa dell'Astro è proprio quella di lasciare troppo spazio alle penetrazioni dello stesso Spanu, che abbiamo visto, e vi ricorderete in chiusura del primo quarto, compiere una scelta tattica identica a quella vista adesso. E poi arriva la tripla di Alessandro Piano. Come avevamo detto, ad ogni buon momento di Uri corrisponde un altrettanto buono da parte dell'Astro Cagliari. Si va a chiudere il secondo quarto sulla sirena, la tripla di Piano porta il punteggio a quota 45 per gli ospiti, si fermano a 36 i padroni di casa di Uri e noi diamo la linea alla regia.
Esalio, Monreale Barracca Manna, il 65% delle transazioni è targato Tecnocard. Mutuo, regolarità dell'immobile, certificazione energetica, assistenza notarile, ristrutturazione. Da noi il tuo immobile è chiave in mano. Dal terreno su cui fare casa alla villa dei sogni. Non solo vendita, locazione, acquisto programmato e rintubato. E se stai pensando di vendere, la soluzione è nel nostro ufficio. Noi garantiamo certezza. Ben ritrovati alla palestra comunale di Uri, dove sta per avere inizio il terzo quarto della sfida tra i padroni di casa del BUC Uri contro l'Astro Cagliari. I primi due quarti nettamente a favore della squadra ospite, con gli uomini di coach Canalis in pieno controllo. 36-45 il punteggio. Abbiamo detto e ripetuto in sede di cronaca diverse volte di come ad ogni buon momento dei padroni di casa corrispondesse un ottimo momento da parte dell'Astro. Nel frattempo prova Risso a ricucire lo strappo in favore della squadra ospite, non va a bersaglio con Uri che ora prova a difendere a uomo dopo la chiusura dei primi due quarti a zona. Diamo un'occhiata anche a quelli che sono i quintetti. Giorgetti ora accoppiato con Unali, serve il pallone per Masserano che si arresta dalla lunga distanza, l'errore, il rimbalzo lungo e prede delle mani di Risso. Dicevamo dei quintetti, Uri che parte con lo stesso Risso, Spanu, Unali, Flumene e Galanti a chiudere il quintetto. Dall'altra parte invece, oltre i già citati Masserano e Giorgetti, a completare lo starting five di questo terzo quarto ci sono Piano, Kunku ed Gaetano Pani. Kunku che prova dalla lunga distanza, l'errore, il rimbalzo è di Unali e lui l'ultimo a toccare, si accusa del tocco prima ancora della chiamata arbitrale. 36-45 il punteggio, ancora nessun canestro dopo un minuto abbondante di gioco, con Giorgetti servito nel pitturato, subisce il contatto di Unali. A onor del vero sembrava che il fallo ci fosse nettamente in precedenza rispetto a quello che è stato il fischio dopo la ricezione, che sembrava viziata dal fallo di Unali e sembrava pulita la difesa del numero 11. Giorgetti perdona la chiamata arbitrale, tra virgolette, sbagliando il primo dei due liberi a disposizione. Per Unali si è trattato del terzo fallo, con Uri costretta a rinunciare a Rolando, fortunatosi nel corso del primo quarto. Nel frattempo dormita in attacco per Galanti che non si accorge del passaggio di Flumene. Poi il cost to cost di Piano con il rimbalzo di Masserano, nuovo errore, può ripartire Galanti con il punteggio che dopo la gitellonetta di Giorgetti vede di nuovo la doppia cifra di vantaggio per l'Astro. Spanu, non funziona il pick and roll, palla che finisce comunque nelle mani di Galanti. 3 secondi per andare al tiro, airball che conclude la sua corsa fuori dal campo di gioco. Allora nuova palla persa per Uri e la possibilità per Cagliari di ritoccare il massimo vantaggio, perlomeno ritrovare 12 punti come è successo nel corso del primo quarto. Buon taglio di Piano che però non viene servito da Pani. Nuovo pick and roll con Giorgetti, legge in maniera ottima Risso questa volta l'attacco di Cagliari. Ancora Risso, Spanu sale per il blocco Unali che forse ora sta causando un po' di fatica, giocatore esperto, comunque libera in maniera ottimale la corsia per Spano, che abbiamo avuto modo di elogiare come il giocatore che più di tutti ha fatto male alla difesa dell'Astro, che fino a questo momento si è comportato in maniera egregia su tutti gli altri giocatori. Buon taglio ora di Masserano, servito da Giorgetti, un dai e vai che riporta a 10 lunghezze il vantaggio da parte dell'Astro.
Flumene per Unali, non guarda il canestro, preferisce servire Spanu. C'è il nuovo pick and roll con il numero 7 che sceglie il lato sinistro e c'è il fallo da parte di Pani. Ne approfittiamo per scusarci dei piccoli problemi di audio nel primo quarto, anche qualche piccolo problema con la diretta. Nel frattempo arriva il fallo sul Risso in penetrazione. Risso che proverà dalla lunetta a ridurre il gap sotto le 10 lunghezze. A segno il primo libero. Va bersaglio anche il secondo, 2 su 2, meno 8 per Uri. Kunku a portar palla, va a attaccare Spanu, esce piano, servito ora dal suo compagno di squadra. C'è Galanti su di lui, c'è anche il buon blocco di Giorgetti che lo libera per la conclusione del 6-75 che non va a bersaglio. Può ripartire dunque Spanu, 40-48 il punteggio, cerca il cambio difensivo, riapre per Risso che vuole servire Unali nel pitturato, non se la sente, riapre allora per Spanu, pick and roll per trovare lo spazio per il tiro, 6 secondi per effettuarlo, passaggio dietro la schiena per Risso che ci prova dalla lunga distanza ma non va a bersaglio. Allora può ripartire Cagliari, 40-48 il punteggio. Kunku trova una corsia col tappeto rosso al centro della difesa di Uri che però vede il cancello sbarrato dal ferro. Può ripartire allora Uri con Spanu, c'è il blocco di Risso per lui, altro pick and roll con Spanu che però perde il controllo della sfera e poi va a commettere fallo antisportivo tirando la maglia di Alessandro Piano. Saranno dunque 2 tiri liberi, rimessa da centrocampo per Piano. Il rischio dunque di poter riaggiornare il massimo vantaggio per Cagliari, ma sbaglia Piano dalla lunetta. Aggiusta la mira per il secondo libero e trova il più 9 per i suoi. Masserano riapre per Pani, penetra e scarica ancora per Alessandro Piano, il tiro dai 6,75 porta a più 12 l'Astro Cagliari, 40-52 il punteggio. Flumene con Zoagli pronto a ritornare sul parquet, Spanu per Risso, va da Galanti, il pick and pop con Risso che però non viene servito, recupera la difesa, allora palla nelle mani di Unali che viene raddoppiato e perde il controllo della sfera, riapre bene Alessandro Piano in contropiede per Kunku. Giorgetti ancora per Piano, decide di ragionare l'Astro Cagliari, va fino in fondo Alessandro Piano, subisce il contatto ma trova anche il canestro in quella che sembrava poter essere un'occasione sprecata, diventa la creazione del nuovo massimo vantaggio. 40-54 il punteggio quando stiamo per superare la boa di metà quarto. Piano avrà la possibilità di portare a 15 le lunghezze di margine e ci riesce con il libero aggiuntivo. Coach Pianura decide di non chiamare time out per adesso, prova a conservarli per il finale di gara, ma ora la forbice si dilata in maniera importante. Spanu, c'è il blocco di Unali per lui, ci prova Spanu dalla lunga distanza, l'errore, prova Unali a rimettere il pallone in campo ma pesta la linea di fondo prima di raggiungere il pallone. Non arrivano correzioni da parte di Pianura, vedremo se ritornerà sul parquet Moleda che bene aveva fatto in chiusura di secondo quarto. Altro fallo di Unali che cercava la palla ma sembra aver trovato il
volto dell'avversario. Per Unali si dovrebbe trattare del quarto fallo. Moledda che ora ritorna sul parquet. Viene chiamato il secondo fallo, ma non per Unali. Evidentemente l'arbitro ha chiamato la penalità ad un altro giocatore prima che Pani potesse subire il fallo del numero 11. In ogni caso Pani, nonostante il contatto duro, riesce a trovare il 2-2. Massimo vantaggio allora che si aggiorna, 40-57 il punteggio, più 17 per gli uomini di Coach Canalis, che ricordiamo fino a questo momento, dopo 25 minuti abbondanti di gioco, non ha mai chiamato time out. Errore di Risso al tiro, rimbalzo di Pani che blocca la transizione offensiva, decide di ragionare con Giorgetti, va con il pick and roll, deraglia Spanu, c'è spazio per Masserano sotto canestro, buona difesa di Moledda, ma sul rimbalzo ancora la fame dell'astro a primeggiare sulle palle sporche, con Pani che si arresta dai 6,75, il tiro è corto, decide di raccogliere il rimbalzo Flumene e imposta l'attacco per Uri con Moledda, che appena richiamato in causa sul contropiede trova il canestro che vale il meno 15, 42-57, molto alta ora la difesa di Flumene. Pane per Masserano, Kunku nell'angolo per Piano, ancora Masserano, arriva il fallo chiamato a Flumene ed essendo in bonus Uri regala 2 liberi. Pronto allora Masserano per i 2 liberi. Assegno il primo. Assegno anche il secondo. Un po' di fisicità in quella che poteva essere un po' la lotta al rimbalzo tra Giorgetti e Riss. Speriamo non si sporchi la partita dal punto di vista dell'atteggiamento, fino adesso correttissimo da parte di entrambi i team. È arrivato il fallo sulla penetrazione di Zoagli, chiamato a Piano, secondo fallo per lui, il terzo fallo di squadra per l'Astro quando mancano 3 minuti e 20 alla fine di questo terzo quarto. Flumene aspetta l'uscita di Spano che viene servito, c'è il blocco di Risso per lui, recupera bene Giorgetti sul cambio, allora non riesce a tirare Spano, palla nelle mani di Zoagli che serve ancora Risso, arriva la stoppata di Masserano pulita con Pani che perfeziona il recupero e può ripartire ancora una volta Cagliari in attacco. Giorgetti ci prova da 6,75, il tiro è corto, conclusione fuori dagli schemi che non porta i risultati sperati, ma che si può concedere sul 42,59. Nel frattempo c'è il fallo da parte di Pani su Spano prima della chiusura del palleggio. Terzo fallo da parte del numero 10, capitano dell'Astro, fischio che spinge la panchina dell'Astro Cagliari a chiamare time out. Sicuramente non è stata aggredita la conclusione precedente e questo abbassamento del livello di guardia nella metà campo difensiva da parte degli uomini di Coach Canalis. Dall'altra parte del campo Coach Pianura ha necessità di rivedere i giochi d'attacco con Unali a 3 falli e Rolando fuori dal match per infortunio. Sicuramente c'è tanto da dover inventare negli schemi offensivi. Abbiamo visto tantissime volte il pick and roll giocato da Spanu che naturalmente azione dopo azione viene letto in maniera sempre più efficace dalla difesa dell'Astro.
sono andati a mancare con il passare di minuti anche le penetrazioni da parte del numero 7. Nel frattempo Flumene prova ad attaccare Alessandro Piano, l'errore, un airball che consente però il rimbalzo di Risso. 5 i secondi per andare al tiro, dovrà forzare Zoagli, passaggio dietro la schiena per Risso che deve forzare da 6,75, la palla non ha toccato il ferro e quindi viene chiamata la palla persa. Bel gesto da parte di Risso e da parte di Torres Spanu, che come avrete notato hanno detto al pubblico che si lamentava che effettivamente il pallone non aveva toccato il ferro e che la decisione arbitrale era corretta, sintomo che quel timore che stavamo manifestando in precedenza della possibilità di sporcare la gara dal punto di vista dell'atteggiamento non cambia. E poi arriva il fallo antisportivo da parte di Alberto Pilia, è entrato sul parquet insieme a Iba e Corbeddu. Che può permettere a Duri di riavvicinarsi dal meno 17. Nel frattempo esce Risso e rientra Unali nelle file di Uri. Erano usciti dal parquet Pani, Giorgetti e Piano. Ancora un errore liberi per Spanu. È entrato sul parquet anche Alessandro Casula, è uscito comunque nelle file dell'Astro, che di fatto ha rivoluzionato, al di là di Manserano, tutto il quintetto. Fallo in attacco da parte di Unali e questa volta sì, dovrebbe essere il quarto fallo. Unali, giocatore che alza sempre la mano e cerca di spiegarsi durante le decisioni arbitrali. Bruttissima notizia questa per coach Pianura. Fallo antisportivo che alla fine dei conti porta per le casse di Uri solo un punto. Una partita ancora saldamente nelle mani dell'Astro, 43-59, ribaltamento per Pilia. Giorgetti, altro ribaltamento questa volta per Casula, che cerca e trova nel pitturato Cordeddu, poi legge bene la difesa di Uri sulla gioco dentro fuori. Flumene per Spanu, prova ad attaccare Pilia, arriva il raddoppio, cerca Unali, poi arriva la bella chiusura di Corbeddu che si trascina il pallone fuori. Arriva anche un nuovo time out chiamato dalla panchina di casa. 1:43 da giocare in questo terzo quarto. È erroneamente riportato sul tabellone il periodo 1, ma vorremmo augurare agli attacchi di Astro e Uri un potenziale da 43 punti e da 59 punti. Ora viene riaggiornato il tabellone. Il periodo è diventato il quarto con 1:43 da giocare, ma c'è ancora da faticare altri 10 minuti dopo la prossima sirena. Ora ritornato corretto il tabellone, non altrettanto corretta la rimessa di Uri, che dal fondo dopo il time out confeziona una nuova palla persa, non il massimo per affrontare una possibile rimonta dal meno 16. Cordeddu per Casula nell'angolo per Pilia e poi Giorgetti sul fondo subisce il contatto da parte di Zoagli. Nuova gita e lunetta allora per l'Astro. Chiedo scusa, Masserano che sbaglia il primo.
0 il numero di Masserano, 50 quello di Giorgetti. Un 5 di troppo che ci ha fatto confondere. A segno il secondo libero, più 17 di nuovo per l'Astro Cagliari, 43-60 il punteggio quando manca poco meno di un minuto e mezzo alla fine di questo terzo quarto. Flumene attacca il canestro, ma nonostante il contatto non trova il fondo della retina. Si tratta del secondo fallo per Alberto Ibba. Flumene trova il primo dei due liberi a disposizione. A segno anche il secondo sul parquet, anche giovanissimo Giovanni Pischedda, classe 97 per Uri. Non rinuncia invece mai a Spanu. Uri nel frattempo, Casula libera per Cordeddu, bel taglio da parte di Ibba che serve nell'angolo. Pilia l'errore, può ripartire Uri con lo stesso Pischedda, il taglio al centro dell'area da parte di Moledda. Pischedda non sceglie il migliore degli angoli per chiudere il parcheggio, trova il palleggio, trova comunque le mani di Zoagli che va a attaccare il canestro. Bel no look per Moledda, bella altrettanto la difesa di Alberto Idda che confeziona il recupero nell'angolo, poi il pallone per Pilia, arriva il rimorchio ancora di Ibba, altra palla nell'angolo per la tripla di Casula che porta a più 19 l'Astro Cagliari quando mancano appena 20 secondi alla fine di questo terzo quarto. 45-63 il punteggio. Flumene per Moledda, va da Pischedda, altra palla persa con una nuova bella lettura difensiva da parte di Casula che trova il più 20. 45-65 il punteggio, forse ci manca un canestro, poi tenta la preghiera Alberto Pilia, non va a bersaglio. Si chiude allora questo terzo quarto. Padroni di casa a quota 45, ospiti a quota 65 e noi diamo di nuovo la linea alla regia. Vesalio, Monreale, Barraccamanna, il 65% delle transazioni è targato Tecnocard. Mutuo, regolarità dell'immobile, certificazione energetica, assistenza notarile, ristrutturazione. Da noi il tuo immobile è chiave in mano. Dal terreno su cui fare casa alla villa dei sogni, non solo vendita, locazione, acquisto programmato e rintubato. E se stai pensando di vendere, la soluzione è nei nostri uffici. Noi garantiamo certezza. Scusi, è lei la calciatrice che ha fatto gol prima? Che ha vinto il premio? Complimenti. 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 Arrivederci. Deve applaudire e urlare chi vuole venire tutta l'estate. Di nuovo collegati dalla palestra comunale di Uri, dove sta per avere inizio l'ultimo quarto della sfida valevole per gara 1 di semifinale della Serie D maschile. Uri, padrone di casa, sta subendo in questo momento 20 punti di
distacco da parte degli ospiti dell'Astro Cagliari. Gli uomini di Coach Canalis fino a questo momento non hanno mai avuto problemi nel controllo della gara e una volta portato il vantaggio in quota di sicurezza non hanno mai subito un break che lo riportasse sotto i 2 possessi di margine. Casula nell'angolo, la tripla questa volta è corta, gran ribalzo in attacco da parte di Alberto Pilia. Cagliari che sta facendo malissimo anche con le seconde linee. Diventano 22 ora i punti di margine con il canestro da parte di Ibba. Unali va in post basso contro Giorgetti, ora Risso subisce il fallo da parte di Cordeddo. Coach Pianura in sottofondo cerca di motivare i suoi anche in virtù della prossima gara. Difficile ipotizzare, per come si è svolta la partita fino a questo momento, una rimonta che possa riaprire questa partita, ma come tutti i playoff ciò che conta alla fine di ogni gara non è il risultato, se si può giocare la partita successiva, quanto l'atteggiamento con cui si lascia il parquet, e fino a questo momento l'Astro non ha che da gioire. Dopo il secondo libero sbagliato da parte di Uri nella lotta al rimbalzo, arriva la palla persa per l'Astro. Può ripartire allora Uri con la rimessa in zona d'attacco. Unali, c'è il Flumene, c'è il blocco di Unali su di lui, ma c'è anche il fallo in attacco perché passa bene sul blocco Casula. Pianura si lamenta con l'arbitro che ora va a richiamarlo. Si tratta del primo richiamo, ora scherzano i due. Ricordiamo che la coppia arbitrale è composta dai signori Luca Porcu e Marco Di Fortunato. Fino a questo momento comunque hanno avuto a che fare con una gara estremamente corretta. Casula prova a battere Spanu sul palleggio, trova spazio al centro della difesa di Uri, c'è spazio per Cordeddo, l'errore, il rimbalzo di Casula che tenta una magia senza trovare il fondo della rettina. Alla fine arriva la rimessa in zona d'attacco per l'Astro. Che mi fa spazio? C'è una birra! Giorgetti, bel giro sul perno da parte di Giorgetti che evita Unali. Ricordiamo che Unali in questo momento ha 4 falli nel suo tabellino, poi viene completamente dimenticato dal numero 50, però va a stopparlo e poi confeziona il recupero. Unali ci mette il cuore, ritrova il possesso, palla nelle mani di Spanu che, se non sbaglio, non è mai stato sostituito dall'inizio del terzo quarto fino ad adesso. Risso, tiro in allontanamento da parte del numero 13 che trova il fondo della rettina, e poi c'è anche un fallo nel pitturato. Zoagli e Cordeddu hanno, diciamo, uno scambio di vedute che va a penalizzare il numero 20 di Casauri. Pilia la rimessa per Iba, gran giro sul perno, la virata del numero 18, era un bellissimo gesto tecnico, non altrettanto efficace il tiro con Flumene che può far ripartire l'attacco di Uri. Si appoggia alla tabella Unali e trova il punto numero 50 per i suoi, ma vale solo il meno 19. Casula seguito da Spanu, altra penetrazione, arriva lo sfondamento da parte del numero 1. Decide Coach Canalis di chiamare il time out. Diamo spazio alla regia. Sì, guarda, sono proprio convinta. Aspetta un attimo. Buongiorno, è in cerca di soluzioni? Prego. Allora, noi abbiamo 2 belle casette per lui. Una sta in via Genova, l'altra sta in via Campagna. Sono
sono due soluzioni indipendenti. Buona giornata, no, non affidarti al tuo istinto, ma entra in Tecnoreto. E allora possiamo riprendere la cronaca di questa partita con Uri in possesso, ma a meno 19, a 8 minuti dalla fine di questa gara 1 valevole per la semifinale playoff della Serie D maschile regionale, con Flumene in possesso di palla, cerca e trova Onali che prova a riservire Risso nel pitturato, il gancio, l'errore, gran rimbalzo di Giorgetti sopra la testa di Onali, cerca di accelerare le operazioni Kunku, ritornato sul parquet, palla per Iba, ancora Kunku di nuovo sul perimetro per Cordeddo, palla nelle mani di Pilia. Adesso è Giorgetti, ha compiato con Risso, 10 secondi per andare al tiro, c'è prima il fallo da parte di Risso, non d'accordo con la chiamata arbitrale. Rimasti dunque in zona d'attacco e cronometro resettato a quota 14 per concludere l'azione offensiva dell'Astro. C'è spazio per Kunku che ha tutte le ragioni per tentare mettere a segno questa tripla. 50-72 il punteggio. Spanu sempre sul parquet, penetra e scarica per Risso che trova spazio all'interno del pitturato, non arriva la chiamata arbitrale, può allora accelerare Iba per Cordeddo, ribaltamento per Kunku, ancora palla nelle mani di Iba che non se la sente di tirare, cerca il ribaltamento per Cordeddo, sapientemente letto da Unali che recupera il pallone. Spanu, 7 da giocare, pronto a rientrare sul parquet Moleda nelle file di Uri. Nel frattempo Spanu cerca spazio sulla linea di fondo, Flumene per Unali, va a spalle a canestro il numero 11 di esperienza, trova il gancio che vale il meno 20. C'avevamo Moleda nelle file di Uri, pronto a rientrare sul parquet, mentre per l'Astro sono Pani, Piano e Masserano che ritroveranno spazio sul campo di gioco. Kunku riapre per Cordeddo, c'è Unali su di lui con 4 falli, lo attacca Cordeddo ma senza trovare il fondo della retina, il rimbalzo è preda delle mani di Uri che con Zoagli prova ad attaccare il canestro, chiude il palleggio, riapre per Spanu, non se la sente di tentare la tripla, preferisce servire Risso vicino al canestro, il piazzato dalla media vale il meno 18, buon momento ora per i padroni di casa, mentre Cagliari probabilmente da questa azione in poi inizierà a giocare col cronometro, non ha benché minima ragione per accelerare l'attacco. Kunku, blocco di Giorgetti, chiude il palleggio Kunku, esce comunque a servire Giorgetti, il type out sull'errore dello stesso numero 50 di Cordeddo, decide di provare la tripla e va a bersaglio Alberto Iba. Non c'era bisogno di accelerare le operazioni, dicevamo. Iba non è della stessa opinione, si prende le ragioni di questa sua teoria. 5-4-7-5 il punteggio, Risso va fino in fondo, l'errore, il rimbalzo è di Giorgetti e ora dal punto di vista delle energie mentali è nettamente superiore l'Astro che con Cordeddo trova il più 23. 5-4-7-7 è nuovo time out in casa Uri, noi ne approfittiamo per ridare la linea alla regia. E allora di nuovo in collegamento dalla palestra comunale di Uri, dove con 5 minuti e 13 sul cronometro si va a chiudere questa gara 1 di semifinale playoff valevole per il campionato di Serie D maschile regionale
gara che fino a questo momento, come abbiamo avuto modo di commentare, nettamente in mano all'Astro Cagliari. Intanto Spanu sbaglia il tiro, arriva il possesso che viene recuperato dallo stesso Spanu, che strappa il pallone dalle mani di Alessandro Piano e trova il canestro del meno 21. Ora il raddoppio in zona d'attacco e palla persa da parte dell'Astro. Sicuramente efficace in questo caso il timeout di coach Pianura, che ha permesso il ritorno sul parquet con il giusto atteggiamento dei suoi uomini, anche se il distacco permette all'Astro di passare fino a questo momento dei possessi tranquilli. Spanu apre per Zoagli, che prova la tripla e va a bersaglio e porta sotto i 20 punti di distacco la forbice del punteggio. 59-77 il punteggio quando mancano 4 minuti e 20 da giocare. Pani arresta il palleggio e serve tramite Masserano. Piano, Concu, taglio di Cordedo che riserve il suo compagno col numero 13, l'errore da parte di Alessandro Piano, e ora prova a riavvicinarsi Uri con la bella penetrazione da parte di Spanu, l'errore con Moledda che subisce il fallo al rimbalzo. Ci saranno 2 tiri liberi per lui. Assegno il primo, sicuramente una delle note positive per coach Pianura, la prestazione di Moledda dalla panchina. Assegno anche il secondo, vale il meno 16, ancora difesa allungatissima per Uri che si gioca il tutto per tutto in questi ultimi 4 minuti di gioco. Moledda legge anche questa. 14 secondi per l'attacco dell'Astro con Pani, penetra e scarica per Piano, palla nelle mani di Giorgetti, esce Concu, trova lo spazio per la tripla, non va a bersaglio, si sono raffreddate le mani dell'Astro Cagliari che ora guida con 16 lunghezze di margine. Spanu ha lo spazio per il tiro, la finta fa deragliare Pani e consente al giocatore numero 7 di trovare il canestro del meno 14, inerzia che ora è tornata nelle mani di Uri. E poi c'è il fallo di Zoagli che fa completare il bonus per quanto concerne Uri, che ora dovrà riflettere se insistere con la difesa allungata o meno. Altra bella lettura di Flumene che poi non se la sente di bloccare il possesso, poi però Masserano spreca tutto. Arriva la nuova palla persa da parte dell'Astro. Vedremo se arriverà un'altra chiamata di time out da parte di coach Canalis. Il tabellone purtroppo indica al massimo 2 time out, quindi non sappiamo se in questo ultimo quarto ne ha ancora a disposizione. Si appoggia alla tabella Onali di esperienza, ancora una volta prova a riaprire questa gara. 6-5-7-7 il punteggio. Astro in rottura prolungata adesso. Concu per Cordeddu. Pani, come avevamo detto in precedenza, gioca col cronometro. L'Astro poi pessima lettura da parte del capitano dell'Astro e non ci sbagliamo. C'era un altro timeout a disposizione per la squadra ospite che puntualmente chiama coach Canalis. Noi ne approfittiamo per dare di nuovo la linea alla regia. C'è il market vicino, la scuola per i bambini. Sì, guarda, sono proprio convinta. Aspetta un attimo. Buongiorno, è in cerca di soluzioni? Prego. Allora, vedremo 2 belle casette per lui. Una sta in via Genova, l'altra sta in via Campagna. Sono 2 soluzioni indipendenti.
Buona giornata. No, non affidarti al tuo istinto, ma entra in Tecnoret. Ritorniamo sul parquet di Uri con i padroni di casa che provano a ricucire uno strappo che era anche di 22 lunghezze, strappo che ora però si è ricucito fino alla meno 12, 6, 5, 7, 7 il punteggio quando mancano 2 minuti e 20. Astro Cagliari, ospite, che ha fatto la voce grossa per 3 quarti consecutivi, poi gioco di prestigio da parte di Zoagli che trova il possibile end one che può riportare Uri sotto le 10 lunghezze di margine. Astro in rottura prolungata, onestamente non ricordiamo quando Cagliari ha avuto modo di segnare il canestro numero 77 della sua partita, con Zoagli che sbaglia, poi l'ultimo a toccare è Flumene nella lotta al rimbalzo. Dicevamo della rottura prolungata dell'Astro che ora fatica per superare la metà campo da quando gli uomini di coach Canalis hanno provato a giocare col cronometro, non hanno più trovato il fondo della retina e ancora un nuovo errore di Giorgetti vicino a canestro. Prova a riaprire questa gara Uri, lo fa con Spanu dalla lunga distanza, arriva la tripla del meno 7, non si arrende Uri quando mancano poco meno di 2 minuti alla fine di questa partita e arriva la nuova palla persa da parte dell'Astro Cagliari con Masserano in apertura per Pani. Si infiamma anche il pubblico che grida forza Buc. Uri che a quanto pare dimostra molte più vite di quelle che l'Astro aveva battezzato dopo il terzo quarto. Zoagli dentro per Unali, forse è un fallo, l'ultimo a toccare è Giorgetti. Ricordiamo che in questo momento sono in bonus entrambe le squadre, quindi qualsiasi penalità prevederà una gita in lunetta al netto dei falli in attacco. Zoagli per Flumene, apre per Spanu, 10 secondi per andare al tiro, ci prova dalla lunga distanza, l'errore, il rimbalzo preda delle mani di Giorgetti e ora vediamo se Cagliari troverà il fondo della retina, cerca il fallo e trova la penalità Kunku ai danni di Flumene, che consentirà a Kunku di poter interrompere un'emorragia di 14 punti. Il ferro aiuta il numero 4 ospite che sbaglia il secondo libero. Spanu, e ora arriva il fallo da parte di Capitan Pani e la gita in lunetta per Torre Spanu con la possibilità di portare a 2 seppur pieni possessi il distacco. 7-0-7-8 il punteggio quando manca 1:14 alla fine di questa gara. Spanu corregge la mira che nelle altre gite in lunetta si era dimostrata traballante sul primo tentativo. Ora arriva il 2-2, gara pienamente riaperta quando manca 1:14 alla fine. Giorgetti per Piano, arriva quasi la persa, recupera in qualche modo Alessandro Piano e poi Pani coppiato con Spanu, sale Giorgetti per il pick and roll, arriva la conclusione di Piano che va a bersaglio, prova a accelerare la rimessa Uri. 7-2-8-0 il punteggio. Spanu, c'è il blocco di Molledda, ora cresce l'intensità dei contatti in una partita che sembrava decisa, è diventata improvvisamente più aperta e piacevole da vedere. Poi deragliano entrambi i giocatori di Cagliari e Uri, finiscono per terra Giorgetti, Unali, Piano e Flumene. Alla fine viene fischiato possesso alternato che premia Uri.
con 14 secondi sul cronometro e 36 da giocare in quello complessivo. Zoagli aspetta l'uscita di Spanu, non c'è molto tempo per ragionare, deve forzare Spanu che sbaglia la tripla, vediamo se cercherà il fallo Uri, così non è, va fino in fondo piano, c'è anche il fallo antisportivo di Flumene che si chiarisce, anzi no, con Piano, perché chiedeva subito scusa a Flumene, ma Piano non è dell'idea di poter chiudere subito la discussione, comunque aiuta ad evitare che la situazione dei generi. Saranno dunque 2 tiri liberi per Piano e 21 secondi da giocare, sono le azioni che possono decidere la partita. Frattempo 0 su 2 per Piano, Unali va a chiarirsi con l'arbitro dopo la mancata infrazione di campo del possesso precedente, esce Flumene dal parquet, rientra Pischedda. Masserano pronto alla rimessa, si fa vedere Giorgetti che viene servito, si chiude in un angolo Pani ad aspettare il fallo avversario che puntualmente arriva da parte di Pischedda. Pronto Pani che mette a segno il primo. 7-2-8-1 il punteggio, con il possibile più 10 nelle mani del capitano dell'Astro. Si decide questa partita, gara 1 che va allora nelle mani di Cagliari. Vediamo se attacca Zoagli, forse un po' polemicamente decide di aprire ora il possesso e si conclude questa gara 1. 72-82 il punteggio finale. Astro che ha sofferto il ritorno da parte di Uri, situazione che comunque tiene aperta in bilico questa semifinale playoff, che ricordiamo si gioca al meglio delle 3 partite. Ciò che conta, come avevamo detto quando si esce dal parquet con un'altra partita da giocare, è l'atteggiamento con cui si lascia il campo. Sicuramente Uri, nonostante la sconfitta, ha dimostrato di poter tenere ancora aperta questa serie. Dall'altra parte del campo però tanti complimenti all'Astro Cagliari, che espugna la palestra comunale della BUC e si porta avanti nel punteggio. 1-0 allora al termine di questa prima gara 1 di semifinale. Ringraziando Alberto Tosinio per le immagini, da parte di Nicola Cascioni il più cordiale proseguimento con la programmazione di Directa Sport. Bene, come avevamo previsto, siamo stati molto bravi in difesa con molta intensità, come abbiamo messo in pratica il lavoro della settimana sulla difesa. In attacco abbiamo trovato buone spaziature, siamo saliti sopra e poi a 3-5 minuti dalla fine, sopra di 20-22, c'è stato un po' di deconcentrazione che abbiamo subito un pochino, ci hanno fatto un parziale di 16, per fortuna l'abbiamo rimesso subito in equilibrio, quindi è andata bene così. Allora, mercoledì sarà un'altra partita, partiamo dall'1-0, ma devo mettere in testa ai ragazzi che siamo 0-0 e dobbiamo riavere lo stesso approccio che abbiamo avuto oggi, perché abbiamo visto che Uri è una squadra che non molla mai, con gente di esperienza, fisica, per cui lunedì e martedì lavorerò soprattutto
su questo, su come affrontare la gara e come rimanere in gara. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.